Oi, 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 oi. Piccolo aggiornamento. Allora, prima di tutto sono smontato dal camper come un mona, mi sono ciullato il ginocchio, ho saltato giù il sentito. Vabbè, a parte quello. L'azienda di trasporti non ha più richiamato, o meglio hanno detto abbiamo trovato altre persone, vabbè. Io tutta stamattina che mando curriculum e a giorni dovrebbero iniziare i lavori all'abitazione qua. Mm, un po' non vedo l'ora. Un po' però mi ero troppo abituato, mi dà... mi verrebbe da dire no, più avanti, ma no, non ha senso. Se i lavori sono comunque da fare, se no non si va più avanti. Sì, mi dispiace tanto separarmene, anche se sarà, boh, chissà per quanto, una settimana, due, tre, chi lo sa. Però cioè, io qua dentro ci avevo messo tutte le mie cose, quindi materialmente parlando, sottolineo materialmente parlando, qui dentro c'è tutta la mia vita, i libri che bene o male ci tengo di più, il computer che dentro ha tutte le foto, tutti i miei video, tutte le mie robe, tutti i miei vestiti, tutto cazzo, tutto dentro sta scatoletta qua. Porca miseria. Vabbè, Smart ancora non l'ho venduta, aveva chiamato il meccanico, quello di Rimini, no? Che aveva delle difficoltà a venire su, allorché gli ho detto guarda, posso anche portartela io fin giù lì, mi faccio mezza Italia per portartela, però giustamente insomma, devo portartela giù, benzina, autostrada, ritornare su col treno, almeno dammi 100 euro, cioè invece era 3.500, gliela faccio a 3.000, ti dico almeno dammi 3.100. No, 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 assolutamente che le avessi chiesto il sangue, cazzo. Vabbè, cioè, devo regalarla la roba, capisci? Piuttosto di regalarla, io adesso prendo un martello, vado fuori e gioco a Street Fighter, sai che a fine schema spaccavano la macchina, cioè piuttosto, non so, tutti che tirano. E io mi ricordo sempre quella storiella, la racconto sempre agli amici perché è vera, no? Io avevo, beh, forse te l'ho anche raccontata in qualche video vecchio, non mi ricordo, ma forse tu sei anche nuovo, quindi la riracconto, no? E una volta avevo sto computer, un computer da poco, diciamo, però l'avevo venduto a un prezzo estremamente basso, l'avevo messo su Subito e su Facebook, un prezzo proprio simbolico, proprio per non lasciarlo lì. 150 euro, cioè era regalato, regalato, regalato. Oh, sono andati avanti mesi, 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 gente che prova a trattare in tutti i modi e io gli spiegavo con tutta la gentilezza, guarda che il prezzo è simbolico, cioè è già regalato come prezzo, non è un prezzo basso da trattare, è proprio simbolico il prezzo, 150 euro. E niente da fare, passano i mesi, non riescono a venderlo e un giorno su Facebook ho scritto ai miei amici, attenzione a questo esperimento, io adesso lo metto a 200 e attenzione che lo vendo immediatamente. Difatti 200 mi hanno chiesto me lo fai a 150, sì ok, il giorno dopo venduto. Cioè vedi la psicologia dell'italiano qua che non riesce a capire dove c'è veramente un affare. C'è un computer del genere a 150 euro, però no, lui deve trattare, cioè preferisce pagarlo 600 però trattati, cioè che era a 700 e lui l'ha trattato a 600, non portarlo via a 150 e star zitto, no. E vabbè, la maggior parte delle persone che mi chiamano per la Smart e la moto sono tutti così. Cioè della Smart io di solito arrivo a dire guarda, ti do io 200 euro e ti faccio il pieno di benzina. Cioè non lo so, abbassi un altro po', sono io che devo dare soldi a te. Robe da matti, robe da matti. Mamma mia. Però vedi, anche lì una ragazza che cercava la Smart come la mia, è andata in concessionaria, gliel'hanno trattata un po', è tutta felice e l'ha portata a casa a 6.000 euro. Cioè la mia a 3.000 non andava bene, però 6.000 trattati vanno bene, insomma, ecco. Spendi quei 3.000 euro in più, però hai fatto l'affare, no? Dentro di te. Pazzesco, impalpabile psiche umana. Vabbè, insomma, era una piccola parentesi pre-video, perché sui prossimi video non so quando li ho messi in programmazione, mi pare da giovedì dovrebbero caricarsi, giovedì alle 13, comunque come orario di pubblicazione sempre alle 13 i video. E come giornate, insomma, dipende, cerco anche di tenerli un po' distante, giusto per non farne magari 3-4 tutti attaccati e dopo resti senza video per chissà quanti giorni, capisci? Quindi li sto un attimo orientando. Pubblico giusto questo aggiornamento qui della Smart e del lavoro perché insomma ci tenevo un attimo a aggiornare. Ciao, alla prossima!